Silvana Tosi, assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, non c'è più, si è spenta nella notte. Una perdita improvvisa per un male scoperto soltanto da pochi mesi e che non le ha lasciato scampo. 70 anni compiuti lo scorso agosto, Silvana Tosi credeva che la politica avesse un unico obiettivo: aiutare i cittadini. Non a caso il soprannome, la passionaria, andando contro tutto e tutti per aiutare chi senza voce restava inascoltato, i bambini in primis, per i quali si è tanto prodigata, come racconta il commissario provinciale della Lega, nonché vice sindaco di Venezia. Dava ripetizioni di inglese, di alcune materie che lei conosceva, perché aveva vissuto in Canada, dava gratuitamente ripetizioni anche quando aveva questo incarico da assessore, quindi aveva veramente una predisposizione all'altro che era encomiabile. Grande il cordoglio e la commozione a Venezia per una donna dal cuore generoso. Così il sindaco Luigi Brugnaro e una commossa presidentessa del Consiglio Comunale. Era una donna che stava tra la gente, una donna che davvero si spendeva moltissimo per la nostra comunità e quindi questa è senz'altro una grave perdita per tutti noi. Il partecipato cordoglio anche dalla regione. Con lei abbiamo condiviso momenti straordinari, è veramente una perdita per Venezia, per la Lega, per il Veneto, perché sono quelle persone che poi rendono grande il nostro partito. Molto attiva nel volontariato, nel sociale, non ultima nella tutela degli animali. Sul sociale lei era sempre disponibile per chi aveva bisogno, per battaglie per gli animali, con l'EMPA, con le associazioni, quindi perdiamo veramente una persona speciale e poi per noi di Favaro insomma era un punto di riferimento. Tra le sue battaglie storiche quella contro il ghetto del campo nomadi di Via Vallenari, e al campo nomadi di Smesso l'abbiamo incontrata per l'ultima intervista, a fine ottobre scorso. In realtà ci abitano ancora 4 famiglie, 7 moduli abitativi devono ancora essere smantellati e io ho voluto che vedessero anche il sindaco con i loro occhi questa realtà di segregazione razziale durata anche troppo ed è una vergogna. Vogliamo ricordarla così, battagliera, forse anche da lassù battaglierà in nome della giustizia. Chissà. Ciao Silvana.